Benvenuti, continua il nostro itinerario alla scoperta dei borghi italiani. Oggi siamo a Corena Ausonio in provincia di Frosinone. Il comune si trova a 318 metri sul livello del mare e conta 1650 abitanti. È posto sotto il Monte Maio e si affaccia sul Mar Tirreno. Nel corso della puntata incontreremo tutti i protagonisti del territorio. A voi Corena Ausonio. Corena è un paese bello, simpatico, aria pura, il mare vicino, è più bello di questo che vogliamo. Ti mangi roba genuina a raccogliere le olive, a vendemmiare. Questa è una spasella che gli antichi ci mettevano i fichi a seccare e li infornavano dentro al forno, perché prima ci facevano pure il forno a legna, si facevano il pane e si dedicavano a questo. Chi faceva i cesti per metterci raccolte dei fichi, dei pomodori, di cose. Chi piantava il piolo per piantare, chi con la scopa per scopare, sono tutte cose antiche. A me mi chiamano, dice Filippo, dice dovevi venire a tale paese per far vedere questa mostra perché qui non lo fa più nessuno. Ma com'è? Io cerco ragazzi, guardate qua, niente, vanno a mangiare sì, ma a lavorare no. Io faccio tutte queste cosette qui, però c'è mia sorella che fa tante cosette, si dedica alla cucina, si dedica al runcinetto, alle coperte, alle cose, si dedica agli animaletti, a custodire gli animali, conigli, gallini, polli, si dedica a tutto, non c'è problema di niente. Benvenuti a Corena Ausonio, il paese del marmo perlato Royal. Il nostro paese, un incantevole borgo, sorge su di un'altura in collina a 318 metri sul livello del mare, ai piedi del Monte Maio, alto 940 metri. La sua posizione a mezzogiorno ci fa godere di un'ampia veduta panoramica sull'intero golfo di Gaeta e sulle isole pontine. Le notizie relative al periodo pre-romano e romano sono tutte da approfondire, anche se è giusto ricordare che la nostra pietra veniva usata dai romani proprio per la realizzazione di strade, ponti e monumenti. Il nome di Corena Ausonio deriva dalla parola greca Kora Oinou, cioè terra del vino. Come potete vedere da questi straordinari affreschi realizzati dal noto artista locale Eliseo Belmonte e da Tonino D'Arpino nel 2002, sono raffigurate le immagini che riproducono in effetti la storia del nostro borgo. Ed è proprio la pietra la caratteristica fondamentale dei nostri borghi. Infatti le strade, i vicoli, le piazze sono tutte armoniosamente arricchite da questo materiale pregiato. Nel gonfalone sono rappresentati innanzitutto due ramoscelli, uno di quercia e uno di ulivo, poi abbiamo un pino che sta a significare un senso di nobiltà del paese, che è raffigurato su di una piccola collina, sormontato da una corona che rappresenta il feudo a cui apparteneva il nostro paese. Il nostro gonfalone è stato insignito da una medaglia d'argento al merito civile dal Presidente della Repubblica
in seguito a quelle che sono le disgrazie, le disavventure, la distruzione arrecata dalla Seconda Guerra Mondiale. Quindi un borgo ricco di storia, arte, cultura, folklore, sicuramente da visitare, anche perché il nostro paese è un paese di grande ospitalità, quindi vi aspettiamo con il cuore aperto a Coreno Ausonio. Il centro storico di Coreno Ausonio si snoda intorno alla parrocchiale dedicata a Santa Margherita. Andiamo a conoscere il parroco che arriva dalla Polonia. Benvenuti nella nostra chiesa parrocchiale di Santa Margherita. Come vedete, una chiesetta molto graziosa, molto luminosa, luogo delle nostre assemblee liturgiche, delle nostre messe e celebrazioni. Partecipata, la gente ci viene volentieri per partecipare non solo alla messa ma anche a tante tradizioni, tante processioni, celebrazioni che, come potete immaginare, in un paese antico come Coreno non mancano. La nostra chiesa risale alla fine del 1300, costruita in pietra locale, nel corso degli anni ampliata con delle cappelle laterali. Ha subito anche nel corso dei secoli un incendio, un terremoto, quello di Avezzano del 1909, che l'ha distrutta praticamente. Ricostruita pochi anni prima della Seconda Guerra Mondiale, ha subito di nuovo il bombardamento. Come sapete, qui a pochi metri passa la linea Gustav. Oggi la vedete ricostruita, bella, grazie soprattutto all'ultimo restauro che risale all'anno 2000. La nostra patrona principale è Santa Margherita d'Antiochia, festeggiata il 20 luglio con una bella festicciola paesana. Poi c'è San Giuseppe, festeggiato, come sappiamo, il 19 marzo, il compatrono della nostra comunità parrocchiale, anche lui molto venerato, molto amato dalla gente, dalla popolazione di Coreno, grazie anche all'impegno secolare ormai della confraternita di San Giuseppe. Non solo le cappelle, le statue, ma ci sono tante anche devozioni verso la Madonna. Per quanto riguarda i gruppi, le associazioni, sono diverse, operanti all'interno della parrocchia, vorrei sottolineare soprattutto l'impegno dell'Azione Cattolica. Sono di origine polacca, però da più di 20 anni ormai in Italia, quindi Coreno è la mia parrocchia da 5 anni circa. Altro punto di forza di Coreno Ausonio, in provincia di Frosinone, è la sana e genuina cucina. A voi la gastronomia. Benvenuti all'Osteria Il Brigante qui a Coreno Ausonio. Voglio presentarvi mia nonna Peppa, 93 anni. Stava facendo vedere come si fanno i gnocchi di patate. La materia prima più utilizzata qui nel paese, senz'altro la farina, il grano, che prima proveniva dalla nostra montagna, Valle Aurea, che in latino Valle d'Oro. Abbiamo anche un allevamento di capre, pecore e qui dell'ottimo formaggio stagionato marzolino, della ricotta fresca, i prodotti della terra, le fave, i nostri asparagi fatti con la frittata, la nostra salsiccia, la cicoria di campo fatta con i fagioli borlotti. Abbiamo i ceci cotti nella pignata, abbiamo anche la laina che abbiamo preparato lì con acqua e farina, l'abbiamo saltata in padella con un po' un cipollotto fresco, con un po' di coleglie e asparagi. Questa non fa parte della tradizione coronese, però è una rivisitazione della classica laina e ceci.
abbiamo come secondi carni anche dell'ottimo cinghiale. La gastronomia corenese è ricca dall'antipasto fino al nostro pane scuro, alle nostre erbe profumate, il rosmarino, il timo, l'origano che cresce nelle nostre montagne grazie al nostro bellissimo clima. L'iocolaro è semplicemente il guanciale del maiale fatto stagionare in quelle vecchie cantine dove facciamo dell'ottimo vino, dell'ottimo olio. Olive fatte in salamoia, abbiamo i nostri dolci natalizi, i taralli. Abbiamo i nostri cornegli fatti con le patate, la cannella, la buccia d'arancia, la buccia di limone. Coreno è un paese che ama la buona cucina, ama la nostra tradizione, ama l'accoglienza di tante persone e noi il nostro bene lo dimostriamo dandogli delle ottime cose, delle ottime pietanze, facendoli sentire a casa. La vera eccellenza di Coreno Ausonio è il perlato Royal Coreno, estratto dalle cave del luogo. Andiamo a scoprirlo. Il perlato Royal Coreno è una pietra calcarea composta al 98% di carbonato di calcio. È una roccia sedimentaria molto compatta, il cui peso specifico è di circa 27-29 quintali per metro cubo. Questa durezza la pone solo secondo al granito in quanto a compattezza e appunto durezza. La caratteristica che gli rende unicità al mondo è che in essa è contenuta flora e fauna marina apparse sulla Terra all'incirca 25 milioni di anni fa. L'elemento che maggiormente si può staccare, si può vedere di questa fauna sono le conchiglie. Conchiglie che troviamo in abbondanza e che caratterizzano proprio il disegno del materiale e che ci ha consentito di esportarlo in tutto il mondo. I primi a riconoscere la bontà di questa pietra furono gli antichi romani. Difatti ne troviamo testimonianza nel famoso teatro dell'antica Minturnae, lungo la via Appia e non per ultimo nei colonnati e nella pavimentazione di Pompei. Poi la ritroviamo nelle opere religiose, come per esempio il santuario di Madonna del Piano, all'incirca 5-6 km distanti da qui nel comune di Ausonio. Ne ebbe ad apprezzare la sua compattezza addirittura il maestro architetto Vanvitelli. La pietra viene utilizzata nell'immediato dopoguerra per la ricostruzione di Monte Cassino. Fu proprio in quel periodo che si constatò che questa pietra si prestava molto alla lucidatura. Il picco massimo dell'estrazione si ha negli anni 70-90, con oltre 500 addetti ai lavori impiegati. Da quel momento, la pietra, che un tempo era povertà, diventa ricchezza. Fa da richiamo a tanti emigrati. Io e mio fratello siamo due di quelli. Siamo tornati dagli Stati Uniti ed abbiamo iniziato questa attività. A dimostrazione proprio della compattezza, della durezza, dell'integrità di questa pietra, voglio dare un esempio. Il suono la farà da padrone. Questo non significa altro che nella pietra non esistono fratture, non ci sono interruzioni del suono, per cui potrebbe essere l'equivalente di una campana. Non siamo ad Agnone, siamo semplicemente nel bacino di Coreno Ausonio.
In questa azienda trasformiamo i blocchi di perlato provenienti dal punto di estrazione delle cave in semilavorati, in lastrame e con successiva lavorazione in superficie delle stesse, che possono essere la loro lucidatura, spazzolatura, oppure bocciardatura, fiammatura o altro richiesto dal mercato. È un prodotto che è apprezzato in tutto il mondo. Con l'arrivo del blocco nella nostra azienda vi è la prima fase di lavorazione, cioè la riquadratura del blocco. Dopo la successiva lavorazione è con i telai, dove ricaviamo dal blocco una certa quantità di lastre. Queste lastre uscite da questo taglio vanno in linea per essere lucidate. Il più richiesto è il lucido per gli arredi interni e la bocciardatura per tutti gli arredi per le urbanizzazioni e i recuperi dei centri storici. E la parrocchiale di Santa Margherita spesso diventa il palcoscenico ideale per il coro Santa Margherita di Coreno Ausonio. Andiamo ad ascoltarlo. Il coro è composto da 25 elementi. Il ragazzo che suona si chiama Walter Stati, che ha composto anche il canto che abbiamo ascoltato, il Salmo 100. Il nostro è un coro che esegue i canti, o perlomeno cerca di eseguire i canti a 4 voci miste, e per il resto il nostro repertorio sono canti sacri e animiamo tutte le liturgie, i matrimoni, i funerali e qualche concerto abbiamo fatto. Siamo insieme da tanti anni, e il gruppo è un bel gruppo, ci vogliamo bene, siamo un gruppo ben amalgamato. E proviamo con passione, con entusiasmo, e tutto quello che facciamo non ha scopo di lucro, perché abbiamo adottato dei bambini poveri, quindi ogni anno diamo un contributo. Poi ci occupiamo della manutenzione un po' della chiesa, delle pulizie, se serve qualcosa, e poi soprattutto del restauro dell'organo, perché l'obiettivo principale è quello di restaurare l'organo. Coreno Ausonio è molto attivo sotto l'aspetto dell'associazionismo. Andiamo a scoprire le attività sociali del luogo. Coreno e i corenesi sono molto sensibili al sociale, e ciò è testimoniato dalla presenza di numerose associazioni di volontariato. Di conseguenza anche l'amministrazione è molto sensibile, infatti lo testimonia la presenza di un centro socio-educativo per disabili. Abbiamo anche un centro anziani con sede nell'area Pozzi con circa 120 iscritti, tra cui ci sono anche 2 ultracentenari. Abbiamo istituito negli ultimi anni un consiglio dei bambini per favorire proprio una collaborazione sempre più attiva con le scuole. L'Istituto delle Suore di Coreno Ausonio quest'anno ha compiuto i 100 anni. La parola a Madre Vittorina. Noi siamo le Suore Trinitarie, io sto qui da 4 anni, abbiamo una scuola materna, attualmente ne sono 27 bambini. L'istituto è stato fondato nel 1913, nel 2013 abbiamo fatto i 100 anni di attività, tutto il popolo ha partecipato e quindi noi siamo proprio felici. Io sto con 2 consorelle,
Ersilia e Suor Dionisi, che hanno festeggiato i 60 anni di vita religiosa. La fondatrice è Madre Teresa Cucciari, che è nata nel 1943 a Roma, però poi ha vissuto ad Avezzano per 39 anni. Abbiamo la nostra Madonna, che è la padrona del nostro istituto, la madre del Buon Rimedio. Con il presidente dell'Associazione Proloco di Coreno Ausonio andiamo a conoscere le manifestazioni più importanti dell'anno. L'Associazione Proloco, che quest'anno festeggia i 40 anni dalla sua fondazione, si propone l'obiettivo di conservare il patrimonio immateriale e materiale che i nostri nonni ci hanno lasciato. D'estate si può ammirare la stupenda Corsa degli Asini, che è una suggestiva rievocazione del mestiere più antico, legato alla civiltà contadina. Famosa è la manifestazione dei vicoli di Coreno, che nei vicoli nel centro storico del comune rievoca quello che erano le tradizioni dei lavori, degli antichi mestieri, degli antichi saperi dei nostri nonni. Durante l'estate corenese si ha l'opportunità di osservare tutto quello che le associazioni corenesi mettono sul piatto. Una particolare attenzione la Proloco ha nei confronti degli immigrati e soprattutto in collaborazione con il CIAC, il Circolo Italo-Americano Corenese, riesce ogni anno ad organizzare il cocktail con gli immigrati a metà agosto e con loro instaurare un grande ponte che dura durante l'anno attraverso il famoso trimestrale La Serra. Questo giornale, infatti, edito dalla Proloco, riesce a raggiungere le oltre 600 famiglie sparse in tutta Italia e nel mondo e contribuisce a mantenere solido e forte il legame con la propria terra. Siamo all'interno dell'oratorio della Confraternita di San Giuseppe in Coreno Ausonio. Come vedete abbiamo esposto tutti i nostri reperti della confraternita, sia storici che nuovi. È racchiusa un po' la storia di questa ultracentenaria confraternita, nata nel 1670 del Regge Borbone, quindi veniamo dalla vicina Caserta. Siamo un gruppo di circa 20 tesserati, ci stiamo organizzando per poter fare passi nuovi, perché le confraternite nascono in un modo e con uno statuto antico. Noi ci siamo aggiornati con lo statuto e ci siamo aperti anche alle donne, come potete vedere, che prima non ne facevano parte. Noi garantiamo da sempre un'assistenza capillare alla parrocchia. Abbiamo organizzato un gruppo di donatori sangue gemellati col gruppo di Pastana e abbiamo fatto un bel gruppo a Coreno, abbiamo raggiunto più di 250 donazioni in 4-5 anni. Attualmente noi dedichiamo sempre una giornata alla solidarietà. Noi tutti con i miei confratelli teniamo a cuore questa divisa e questa confraternita e ci stiamo soffermando per portarla avanti. E Coreno Ausonio, in provincia di Frosinone, ha conosciuto i momenti duri della Seconda Guerra Mondiale. Coreno si trovava sulla famosa linea Gustav, la linea che correva dal Mar Tirreno all'Adriatico. Quindi praticamente Coreno si è trovato al centro di una delle più importanti battaglie che si sono combattute durante la Seconda Guerra Mondiale, senza tralasciare la battaglia di Cassino. Coreno praticamente si trovava nel punto centrale perché aveva un punto di osservazione tedesco, quindi da lì le truppe tedesche riuscivano a controllare tutti gli spostamenti che avvenivano nella Valle del Liri e dal mare, perché dal Monte Maio è possibile avere una visione a 360 gradi.
La popolazione è stata molto a contatto con le truppe tedesche e successivamente ha dovuto subire anche l'azione da parte delle truppe del corpo di spedizione francese che nel maggio 1944 riuscirono a sfondare la linea Gustav, conquistare il Monte Maio e successivamente passare per Coreno. Infatti durante quei mesi subì, a parte notevoli perdite dovute a cause di bombardamenti, mine e anche attraverso rappresaglie effettuate dai tedeschi e dai soldati marocchini. La storia ci parla sempre di Monte Cassino come punto fondamentale, però dobbiamo pure dire che una volta preso il Monte Maio, 2 giorni dopo le truppe americane riuscirono a conquistare anche Monte Cassino. Cari Vagliuni, facetevi una gira a Coreni, qua c'è sta l'aria buona, a destra si respira aria maro e andata via si respira l'aria montagna. Facetevi un giro. Se sta buono le core, recapo e pure ritrippa, se mangia buono, se beve meglio. E poi i corenesi sono così compagnoni, specialmente con gli forasteri, e uno via vai. Facetevi una gira a Coreni, ve lo consiglio, e ve lo dice uno che è il meglio. Ricordate, i borghi d'Italia vanno gustati non solo con gli occhi ma anche e soprattutto con il cuore. Viva Coreno Ausonio, viva l'Italia e ciao!